22.06 di nuovo in diretta come sempre a Focus. Indipendenza sì o no al referendum? Si vota in Consiglio regionale martedì 17 e quindi c'è molta attesa e molte incognite su questo voto. Ringrazio e saluto per essere con noi collegato telefonicamente il governatore del Veneto Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Presidente, allora si respira una certa tensione intorno a questo voto. In questi momenti si sta parlando di pressioni che sarebbero esercitate dall'alto di vari partiti rispetto ai consiglieri regionali che dovranno votare. Ecco, una sua opinione, insomma, la sua posizione, quella della Lega, che cosa succederà secondo lei martedì? Ma guardi, la mia posizione è arcinota, nel senso che io sono per due sì. E quali sono questi due sì? Il primo è di martedì, che è quello di approvare una legge che permette di fare il referendum. Il secondo è scrivere sì sulla cartella, sulla scheda del referendum a favore dell'indipendenza. Perché le dico questo? Non è un gioco di parole, ma è la volontà di ricordare che martedì non si vota a favore o contro l'indipendenza, si vota perché i veneti possano essere messi nelle condizioni di andare a referendum. Il che vuol dire, in poche parole, che se una persona rispetta i veneti, dà la facoltà ai veneti di poter esprimersi, poi vince il sì, vince il no, poi ci rimetteremo alle regole della democrazia. Però è altrettanto vero che, glielo dice uno che ha firmato e sostenuto il referendum dei radicali piuttosto che ha votato 5 sì ai famosi referendum sui quali tutti dicevano di votare no, contro il nucleare, quindi io ho votato contro il nucleare, no alla privatizzazione dell'acqua e così via. Dico che è logico che a me sembra che degli amministratori hanno solo l'obbligo di garantire questo. Vuole un esempio: quando la MON presentò la sua proposta di referendum, allora c'era una posizione vecchia di dire no, non è giusto far andare via la MON. Io invece ho sempre sostenuto che noi dobbiamo dare il parere sempre positivo alle richieste del popolo, dopodiché si vedrà come va a finire. È quello che io spero accada martedì. Presidente, allora diciamo la risposta è chiarissima anche agli esponenti del PDL che oggi, vedevo sul Corriere del Veneto, chiedevano a lei di decidere, ma mi pare che lei abbia già deciso da tempo. Ma guardi, io sono molto rispettoso non solo dei consiglieri del PDL ma anche di tutti i consiglieri del Consiglio regionale. Ho un'idea, questo è un tema sul quale ogni consigliere è giusto che porti avanti le sue idee, però prima di fare la campagna elettorale pro o contro l'indipendenza, pur volendo io l'indipendenza, dico a tutti attenzione che stiamo parlando della semplice approvazione di una legge che ci permette di fare il referendum. Poi quando sarà approvata la legge ognuno farà le sue campagne, no? Chi sarà a favore la farà a favore, chi è contro la farà contro. Ma in questa fase c'è qualcuno che vorrebbe non dare la possibilità ai veneti di esprimersi e secondo me questo non è giusto. Sì, in effetti non è affatto democratico, ma rispetto a quanto si sta dicendo riguardo a possibili provvedimenti contro la regione che verrebbe commissariata, il governatore rimosso, tutto questo, che cosa ci guardi, dice? Che sto tremando dalla paura. Ma si figuri, vabbè, guardi, io potrei concludere la mia vita come martire, guarda, sarebbe una bella occasione essere esautorato dei miei poteri, eletto direttamente dal popolo con un 64% delle preferenze dei veneti, perché mi sono permesso di portare in Consiglio regionale una legge per chiedere ai veneti se sono a favore o contro l'indipendenza. Se siamo in un paese dove c'è una dittatura, non si sia capito da parte di chi, la facciano, guardi, sto tremando dalla paura. Presidente, un'ultima domanda, tra i molti sms che sono arrivati, quelli che riguardano appunto le persone che non sono d'accordo con l'indipendenza, dicono ma come si fa a votare l'indipendenza in un Veneto dove ci sono tanti veneti che hanno legami con persone meridionali? Ma guardi, il tema dell'indipendentismo non è antimeridionalismo, le potrei presentare fiori rappresentanti del meridione che sono qui da anni e comunque credono in questa partita. Guardi, cominciamo a interrogarci su un altro tema. Perché parliamo di indipendenza in Veneto? Se noi avessimo i guardrail dorati, se quei 18 miliardi di tasse che diamo tutti gli anni a Roma, che Roma letteralmente si sputtana, fossero investiti bene, se non avessimo il 68,6% di tassazione ma l'avessimo il 46% o il 25% come in Carinzia,
E se avessimo risposte, guardi, qualcuno dice, gli esperti di diritto costituzionale di federalismo dicono che il federalismo è centripeto, cioè unisce i paesi, non federalismo è centrifugo. Il nostro paese ha deciso di disattendere i dettami dei padri costituenti. Chi ha scritto la Costituzione del 48 era un autentico federalista e hanno deciso di dar vita a un paese centralista, a differenza che so della Germania. La Baviera esiste perché la Germania è federalista. Se la Germania non fosse stata federalista, molto probabilmente oggi la Baviera sarebbe uno Stato a sé stante. A Roma continuano questa scelta del centralismo, è inevitabile che il Veneto chieda l'indipendentismo. Un'ultimissima domanda, l'altro ieri il Presidente del Consiglio Letta a Venezia con i primi ministri di Slovenia e Croazia. Lei come lo vede? Cioè è un aspetto positivo nei rapporti tra quella che dovrebbe essere e sarà una macro regione che è già stata in qualche modo non solo ipotizzata ma progettata, oppure no? Ma guardi, innanzitutto mi lasci dire con una battuta che Letta era a fianco di due autentici indipendentisti. La Slovenia ai primi anni 90 si stacca addirittura dall'ex Jugoslavia e dalla sera alla mattina si è dichiarata indipendente. La Croazia addirittura in mano oggi a Milanovic, che è comunque il primo ministro, che è comunque rappresenta un partito fortemente identitario e indipendentista. Quindi Letta era veramente in buona compagnia. Grazie Presidente del Veneto Luca Zaia, buonasera, grazie, buon lavoro. A voi, buona serata a tutti i veneti. Grazie, arrivederci.